perché quando io ho scelto questo tema, Che tema? il tema della serata, era per alzare Sì, il ma livello. però non può dire queste cose adesso che non c'è neanche Frido. E vabbè, perché? Ma Frido però viene, ha telefonato, ha detto di preparare Ma da non mangiare. riusciamo mai a fare una riunione che ci siamo tutti. Frido arriva, Ma viene, lo perché sa che viene a cena. Ha ecco, telefonato, ha detto di cosa voleva da sì. mangiare. Lo so, non è che possiamo fare le riunioni al ristorante, ecco, sarebbe perché male. Frido viene solo quando si mangia, scusate. Non sarebbe male comunque fare le riunioni al ristorante, in qualche modo già lo facciamo perché questo è anche un ristorante. Questo è anche un come dice ristorante, lei, un però noi ristorante siamo di qui per sceriffo. lavorare, non per fare riunione. Infatti. Noi dovremmo dare assodato che tutti siamo preparati per il tema della serata. E Ma perché il sarebbe... tema qual è, scusi? Ma io non so se posso anticiparlo. Vabbè, stiamo non E aspettando, allora scusi. rompe le balle fino adesso. Allora il tema è un po' delicato perché è di attualità e noi parleremo stasera di Via della Seta. Via della Seta. La via Ma lei della cosa ne sa della Via della Seta? io mi sono documentato perché io studio, io appunto per quello ho detto a voi, le cose bisogna Ma saperle. però la via della seta l'hanno sconsigliata. Va bene, non lo so, c'è chi la consiglia e chi la sconsiglia. Io la sconsiglierei. Ecco, va bene, lo bue, Lei vedi, che cosa? ognuno... Lui è già un po' più... Perché Chen, io ho la fortuna di conoscere Chen che mi ha detto non va bene. Ma come, ha scusi, detto, lascia Perché stare. sennò poi dopo ho detto venite tutti quanti a trovarmi a Porto Azzurro. Ho detto. Così ha detto. Va bene, Porto Azzurro vuole Scusi, ma- spiegare... Che è in perché vacanza lì. C'è brava gente che ascolta sto programma, vuole spiegare Porto Azzurro cos'è. Sì, non è un resort, No, è è un carcere. È un carcere, va bene. dove è stato... Va bene, ma io... Anche Cavallero è stato a Porto Azzurro. Io cambierei discorso, vorrei solo con queste 4 parole che ho detto, buttate via, lì, invitare la gente, far vedere come dire, po' l'acquolina in bocca. l'acquolina in bocca, Certo. perché cosa c'è questa sera, Mao? Beh, abbiamo comunque una situazione anche di ospiti stasera qui a Roma. Abbiamo anche gli Lei ospiti. ha voluto veramente alzare il tiro. questa Alzare sera. il tiro perché sono le ultime puntate della stagione anche per quanto riguarda Robaforte e sia Canzonando siamo un po' al RAS finale. Che a razza. Rush comunque, tra l'altro qualcuno si è anche un po' lamentato, dice siete diventati un po' troppo seri, stasera ci sarà, posso dirlo, almeno una scrittrice, sì, quindi va rischiamo di essere un po' noiosi con una scrittrice. Va bene, ma c'è Mao, stasera? io una scrittrice conosco. una donna. una- Meno male, finalmente una donna. una scrittrice bravissima, Magnocca, ma almeno. ma la smette di fare lo stupido, la smette con queste cose che poi ci danno anche dei sessisti e hanno ragione se le dice queste cose. È una bravissima scrittrice, tra l'altro anche una bella donna, però una bravissima l'importante è scrittrice. Ma io l'ho voluto invitare proprio per alzare il livello, perché io non ce la faccio più a stare in mezzo. Sta correndo dei rischi perché rischia di stravolgere anche un po' il format. Va bene. Lei l'ha alzato così tanto che l'ha sfondato. guarda. Infatti qui tanta gente la vedo che prende appunti Ha perché sfondato. non Come vede capisce. anche lo bue non ce la fa, ha sfondato il livello, dottore. Stasera vuole proprio fare. Perché la gente prende appunti proprio perché non sfondato. capisce Ma poi le bene scrive perché la- siamo sfondati. E poi le scrive via mail, vogliamo ricordare l'indirizzo, il suo indirizzo mail. Sì, il mio, quello Non personale. lo so, la gente No, prende vuole che poi- dica il mio? Noi ve lo dobbiamo dire. Allora- Chi è che risponde a queste mail? Allora, le mail risponde sempre lo bue perché lui, diciamo, Ce l'ho io il scrivano. contatto. colui, lo scrivano, colui che l'ha detto alla risposta La scrivania, alla scrivania, lui sta tutto il giorno lì a rispondere alle missive che ci giungono, sono tante, sia Da tutte le parti da tutte arriva. le parti, sia mail che anche sul cellulare, sullo Certo. smartphone. Ecco, Anche quindi i abbiamo... mandati d'arresto arrivano. E cosa? I mandati d'arresto mandati dalla questura, perché prima avvisa. Questa sera è così. è un po'- scoppiettante, sì, è questa sera è scoppiettante come una castagna. Adesso chissà come si vestirà stasera. Non lo visto so, che questo così non lo in- so. Adesso siamo ancora nel backstage. Questo per invitare la gente, non so se vi abbiamo convinti, credo di no, per invitare la gente alla terzultima puntata di Roba Forte di questa stagione, dobbiamo dire fortunata,
come la scarpa. 2018-2019, esatto, come Donata. 2018-2019 vi aspettiamo numerosi qui al Boffi, Corso Sommelier numero 12, dove oltre a assistere al programma potrete anche cenare, perché? Perché qui c'è da mangiare, quindi arrivate un po' prima, c'è da mangiare anche anche da bere c'è, non solo da mangiare. Anche da bere, ecco, la cucina americana, ecco, quindi potete venire numerosi prima a cenare insieme a noi e poi ad assistere a questo spettacolo. Ricordo, terz'ultima puntata, quindi siamo lì per finire, quindi vi conviene affrettarvi, ecco, di venire numerosi questa sera al Boffi, Corso Sommelier 12, che vi aspetta. Mao, lei mi sta stuzzicando con delle note di una canzone. Ma il tema. Dopo che Ricky Martin si è qualificato canzonando, ha preso vigore questa sua anima. Ma il problema è questo, voglio poi vedere la prossima volta quando partecipo di nuovo con quali pezzi canta. Ne ha fatti solo 3 in vita sua. Questo non è un problema suo, lei è il notaio, si mette io poi i capelli e stia zitto, ecco. Mao, lei mi sta stuzzicando con un tempo latino, con una latineria, però non possiamo anticipare. Questa non possiamo proprio svelare. Non dobbiamo anticipare perché abbiamo delle novità anche. Sorpresoni. Va bene, non anticipiamo troppo. Vi aspettiamo a tra poco, numerosi. Regia, Olivatto, quanti ci stanno seguendo? Tantissimi, ottantissimi. Come ottantissimi? Sarò un'ottantina. Non ha detto ottantissimi. Ottantissimi, cosa ha detto? Senza O, tantissimi. Tantissimi. Che è un tot. Ecco, allora grazie di cuore a questi tantissimi amici che ci stanno seguendo. Vi aspettiamo qui. A dopo, ciao. A dopo al Boffi. Ciao ciao, tutto pronto, tutto pronto. No, ma lei non deve svelare, lei svela anche svela le melodie delle canzoni. lasci fare. Ma questa è una novità. Ma che novità? Va bene che è sua, però è una novità. A tra poco. Ciao.